tanto questi piccoli passi che registriamo ad ogni conferenza. Zanoni. Grazie Presidente, benvenuta alla Commissaria. Ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento, capisco lo sforzo che l'Unione Europea farà a 360 gradi per combattere i gas a effetto serra, ha parlato di trasporti marittimi, trasporti di vario tipo, addirittura di trasporti leggeri. Ecco, io le volevo porre un quesito in merito a un caso particolare, ma che secondo me influisce molto a livello perlomeno locale sulle emissioni dannose al clima. Io provengo dal Veneto e in Veneto è in progetto una centrale a carbone da 1980 megawatt. Si parla di 10 milioni di tonnellate di CO2 che verranno prodotte ogni anno. È carbone che verrà importato, visto che eravamo anche in tema di trasporti marittimi, dall'Indonesia su navi oceaniche. L'impianto CCS per la cattura delle emissioni è irrealizzabile perché appunto costa 1 miliardo di euro. Nel 2011 lo governo italiano ha emanato un decreto assieme, lo ha fatto anche la Regione Veneto con una legge particolare, per bypassare la direttiva 85/337 CE sulla procedura di valutazione e impatto ambientale. Ecco, i cittadini credono che la centrale non vada realizzata perché va contro la politica europea sulla lotta contro i gas che creano problemi al clima. In Italia stiamo assistendo in questi giorni a dei disastri appunto dovuti sicuramente a effetti di cambiamenti climatici. Con i 2,5 miliardi di costo di questa Commissione potremmo veramente investire in energie alternative. Grazie. Sì, arrivo alla domanda. We understood the story. No, it's too late. You have to ask your question earlier. Riton Arsenis. La Commissione cosa fa? Cosa vuole fare in merito a questo? Riton Arsenis. Un'interrogazione, grazie.